Buonasera dal Palazzo Maschini di Seregno, è la Serie 2, avete appena visto la nuova sigla della Federazione Italiana Sparottelistici, Skate Italia. Questo sarà anche il nuovo nominativo della nostra federazione. E sigla nuova, Serie 2 con una partita delicatissima, uno scontro molto importante. Lo vedete in sovraimpressione qui a Seregno, è di scena il Tiene che è un po' che è la sorpresa in negativo di questa Serie A2, solo 2 vittorie all'attivo in 11 partite, ben 5 pareggi, la squadra che ha pareggiato di più, ma solo 4 sconfitte, ovvero dopo Breganze e Correggio Scandiano che ne sommano 2 di KO in 3, perché il Breganze è ancora imbattuto. Tiene la squadra che ha perso di meno e che mercoledì giocherà con il Modena in casa dell'Amatori Modena la semifinale di Coppa Italia per accedere alle finali del 15 e 16 di marzo. Andiamo a vedere le due formazioni. Il Tiene allenato da Nicola Retis, che avrà tra i pali Nicola Comin, a cui è stata tolta la squalifica, aveva 3 giornate, ne è stata combinata una e ne è state tolte 2 in ricorso giusto un paio di giorni fa, quindi il 45enne portiere del Tiene sarà della partita, il suo vice è Elia Dalprà, poi con il 3 Paolo Stivanello, con il 6 Pietro Luotti, con il 7 Marco Mandarini, con il 9 Alberto Rigo, con il 13 Andrea Poli, con il 16 Filippo Ballardini, con il 17 il capitano Alessandro Conzato e con il 66 Andrea Zanini. Come vi ho detto, allenatore è Nicola Retis. Seregno che ha 9 effettivi, allenato da Luca Giaroni con Pippo Dimone che sarà titolare, Leonardo Reggio il suo supplente, con il 2 Enea Pasquale, con il 3 Mauro Fiazza, con il 7 Ricky Tessarolo, con il 17 il capitano Luca Tremolada, con il 30 Luca Vaghi, con il 33 Marco Tremolada. Sono solo 9, non c'è Lanzani che è nelle ultime gare faceva parte dei 10, non c'è neanche Duroni, che lo vedete quando verrà inquadrato a bordo pista sulla destra di fianco alla panchina del Seregno, con il braccio abbondantemente fasciato, è il gesso in realtà, eccolo lì. Andrea Duroni è già in gol quest'anno con il Pico, che si è fratturato un braccio contro Riccardo Tessarolo in uno scontro di allenamento. L'allenatore è Luca Giaroni, l'arbitro invece è Matteo Fermi e come ausiliario abbiamo un internazionale, uno dei migliori arbitri italiani, Simone Brambilla. C'è anche in tribuna, ho visto il buon Mottini, per chi ha qualche anno in più si ricorda come Mottini come un ottimo arbitro e che ne ha viste tante nella sua lunga carriera, così supervisore degli arbitri, attenzionata alla situazione che ha visto comunque il Seregno in questo inizio di campionato, vittima di qualche situazione spiacevole. Poi si sono sommate un po' le situazioni, la più grossa lo potete vedere sui social del Seregno, Instagram e Facebook, quella di Breganze, quando il gol della vittoria Breganze arrivò con Dal Santo che pesa già una 90 di chili, fisicato il buon Dal Santo addosso, sdraiato addosso a Reggio, e quindi il gol del 3-2 palesemente irregolare. Mercoledì invece a Scandiano si è assistito a un ottimo arbitraggio. Seregno che sta facendo il suo onesto campionato. Attenzione, ha pareggiato 1-1 a mercoledì a Scandiano. Il Tiene ha riposato perché il calendario prevede che qualsiasi avversario del Tiene il turno prima riposi, e quindi in questo caso il Tiene non ha giocato mercoledì e dunque Seregno invece che ha pareggiato 1-1 sulla pista di Scandiano, giocando un'ottima partita e colpendo un paio di pali. Lo stesso era accaduto sabato scorso con il Trissino. Questo è il terzo sabato consecutivo in cui il Seregno gioca in casa. Le ultime 2 le ha perse contro Montecchio e Trissino. Siamo partiti, intanto andiamo a vedere i quintetti. Davanti a Comin c'è Poli, adesso in possesso di sfera Rigo, poi con il 16 Ballardin e con il 6 Luotti. Occhio perché Cirino prova ad andare dall'altra parte, Cirino, Fiazza, Pasquale e Ricky Tessarolo, il quintetto spesso utilizzato da Luca Giaroni. Come supplente c'è Luca Tremolada, Marco Tremolada e Luca Vaghi, in sostanza i 3 della cantera seregnese. Partono da
dalla panchina ora Ricky Tessarolo, ma avranno tanto spazio ovviamente come sempre accade con Luca Giaroni. Qua Fiazza gira, stop e passaggio a cambiare lato, poi il Seregno con Riccardo Tessarolo che è Veneto, lui scuola Bassano, adesso lascia lì la pallina perché terminano i 45 secondi. Ora Luotti stoppa questa sfera, ma a recuperarla è Enea Pasquale, lui, Valdagnese. Qua intanto Cirino, il primo tiro verso la porta, lui che è Valdagnese, ha giocato altissimo, attenzione che c'è un contropiede in campo aperto, c'è Poli sul secondo palo, il passaggio proprio di Luotti troppo lungo, poi Cirino lascia lì la palla, ancora Luotti, gira dietro porta, esce poi Dimone a chiudere, quindi si riparte da Ballardin che poi si scontra contro Cirino. Fermi dice che non c'è nulla, recupera Tessarolo altissimo, il Tiene che viene a prendere il segno della sua metà pista, punta di velocità di Mauro Fiazza, una mano, però quando si accentra bravo Ballardin, recuperare un 3 contro 2, attenzione il Tiene da questa parte, palla alzata, già 2 azioni in superiorità, non è dal Seregno subire 2 superiorità numeriche nei primi 2 minuti di partita, è raro vederne una, figuriamoci 2. Luca Giaroni dovrà sistemare qualcosa nella fase difensiva che nella realtà è la zona della pista che preferisce una squadra che non riesce mai ad andare oltre le 2 gol, poco più di media partita, escluse le 9 segnate con il Pico, ma insomma non fanno testo le partite contro la squadra del Pico, nel senso che sa la società emiliana, così è stata ripescata, che avrebbe fatto un campionato interlocutorio, esattamente così sta andando. Intanto attenzione a Pasquale che prova a mettere in mezzo la pallina per Fiazza, troppo rigido qua il Seregno, se ne va dall'altra parte Luotti e Tessarolo già pericoloso un paio di volte. Ora Ricky Tessarolo centrale, c'è spazio, tira, c'è anche la deviazione da parte di Rigo, palla che termina contro la rete di fondo pista. E vi dicevo che è proprio il difetto di questo Seregno, quello di segnare poco, solamente 34 gol, ma tolti quei 9 al Pico parliamo di 35 reti in 11 partite, insomma sono davvero pochissime quelle per il segnate dal, scusate, 25 reti in 11 partite, quindi 2 poco più quelle segnate dalla squadra di Luca Giaroni. Ora Poli fa ripartire il Tiene che ha iniziato molto bene, Tiene che come vi dicevo mercoledì giocherà una semifinale di Coppa Italia in casa del Modena che al termine del girone si è meglio qualificata, Tiene che ha vinto il gruppo A di Coppa Italia facendo molto bene. Adesso il rovescio intanto da parte di Ballardin, poi Fiazza per Mati Cirino, ancora Cirino, Fiazza porta un blocco, Cirino se ne va, Fiazza ha la possibilità di concludere, invece prova con un assist, la palla resta sulla stecca di Mati Cirino, lato sinistro dell'attacco, Fiazza cambia subito sponda ed è un passaggio che la balaustra porta fino a Tessarolo, ma siamo ancora nella metà campo del Seregno. C'è una linea di passaggio per Fiazza, taglia proprio Tessarolo che ha pattinato in tondo per la pista, ora si propone per ricevere, cerca sempre di dare una linea di passaggio, stanno quasi per scadere i 45, Cirino che va con prova a colpire Comin ma non riesce, occhio perché perde una pallina, la prima persa dal Tiene, ma c'è già con grande reattività Poli sulla seconda ribattuta, Seregno che però ha un possesso gratuito, prima palla persa dopo 4,5 da parte del Tiene che ha sicuramente iniziato meglio la partita, più sciolta la formazione dei Retis rispetto al Seregno. Tessarolo che commette fallo di squadra abbastanza chiaramente in maniera comunque inutile su un avversario. Ora Rigo su Poli era avversario, qua Luotti taglia Poli dentro, Pasquale fa buona guardia, alza la testa, prova una ripartenza Seregno che ancora non ha corso in campo aperto, poi si scontra con Tessarolo che non porta un blocco ma riceve una gran pallina, gancio Tessarolo, Comine, poi un tocco con la mano evidentissimo in area da parte di Luotti, Fermi dice che non va bene, l'ha domesticata proprio con il pugno, poi magari rivediamo qui Luotti, poi Rigo
Rigo centrale, Dimone distinto con la manona sinistra. E dunque il Tiene che va a attaccare ancora con Poli, ma non mancina per Poli qua. Prima prova a mettere in movimento Tessarolo, quindi prima occasione del match per il Serenio dopo 5 minuti con Riccardo Tessarolo. Bravo Comini in tuffo. Ora Piazza da Pasquale. Ha una mano Pasquale dentro per Cirino. Tanta tecnica per Enea Pasquale. Su Tessarolo centrale, esce proprio per Pasquale che taglia per Piazza. Ancora Piazza, va da Enea Pasquale che mette dentro una gran pallina. Tessarolo era lì quasi di passaggio. Tanto Piazza, rovescio e poi Pasquale che va a toccare la stecca d'avversario per Fermi. Fallo di squadra e dunque il Tiene riparte dentro questa pallina. Bravo al volo Luotti a colpire su assist di Rigo. Velenoso il Tiene. Serenio che deve stare molto molto attento sulle ripartenze. Questa giocata al volo di Luotti. Tiene che nel complesso ha segnato 5 gol in più del Serenio, che non sono tantissimi. E comunque a livello difensivo le due squadre hanno incassato 37 reti. Gol fantastico di Mattias Cirino dal nulla, la palla sotto l'incrocio dei pali. Questo è un gran gol, quando si accende lo fa raramente Matti Cirino. Mamma mia che gol, stop e tiro, la palla passa contro in mezzo alle gambe di due avversari. Comin non la può vedere, ma neanche anche l'avesse vista la partire. La palla si è affilata sotto l'incrocio. Questo è un dritto che lui ha. È il Serenio che aveva creato grossa occasione un paio di minuti fa. Adesso si trova qui Fermi che dice che non è fallo. Può ripartire Pasquale. Attenzione, Pasquale, Tessarolo davanti a sé Luotti con una magia di Mattias Cirino. Serenio che spesso passa in vantaggio, ma che alla fine di partite ne ha vinte solo 3, e una delle quali contro il Pico, mentre comunque il Tiene 2. Tiene sicuramente non è nella zona di classifica che gli compete. Ora Riccardo Tessarolo per Piazza. Ancora Tessarolo dietro la porta di Comin, gira e colpisce il palo, ma lì non c'era lo spazio per battere Nicola Comin, portiere espertissimo del Tiene, che tra un mese compierà 45 anni, classe 80 Nicola Comin. Qui Cirino fa correre tantissimo Matteo Fermi. Per Matti Cirino è il gol numero 12. Ora Piazza fa a giocare i suoi, va da Mattias Cirino. Attenzione alla punta di velocità, sempre di Cirino, che quando parte in progressione è in assoluto insieme a Calvo uno dei due giocatori, il giocatore più veloce della Serie A2. Sul breve, sulla ripartenza nel breve, lo scatto di 8-10 metri qua. Intanto fa tutta la pista da solo, riesce molto bene nella giocata Rigo. Quando si vede Rigo poi con il numero 9 sul dorsale. Ora esce, ora entra Alessandro Conzato, il capitano della formazione del Tiene. Conzato più difensore, lui classe 97. Allora un gol all'attivo in questa Serie A2. Poli, Ballardine e Luotti. Ancora Luotti, sta pallina dentro, Piazza la intercetta col pattino, parte un 2 contro 2. Pasquale con rovescio e la palla che esce. Altra colossale occasione del Serenio. Qui Comin si era tuffato, ma la palla poi è uscita forse con tanto specchio libero. Serenio che adesso sta costruendo di più, ha concesso un paio di minuti un po' troppo contratta qua. Protezione di palla, una mano, Ricky Tessarolo arriva allo sgambetto.
fatto da parte di Capitan Conzato. Segno che era partito un po' troppo contratto, in 2 minuti ha concesso un 2 contro 1, un 3 contro 2, ripeto, raramente si vede la difesa della formazione Luca Geroni concede superiorità numeriche, poi ha registrato un po', si è un po' registrata, è passata anche un po', diciamo, è entrata in partita, così si dice spesso, ma ovviamente concede un 2 contro 1, la palla scivola dentro e arriva il gol di Ballardin. Stavo dicendo che non concede mai delle superiorità, lo fa, e con questa deviazione secondo me c'è anche un mezzo autogol, perché stava passando sul secondo palo. Vediamo, il gol è tutto di Ballardin, sì, autogol di Cirino che sta andando sul secondo palo, la palla prende una deviazione beffarda e supera Pippo Di Monet, quindi dopo 9 e 39, 1-1 Ballardin. Questo tiro deviato dentro, questa pallina che ora Conzato prova a portare dall'altra parte, cerca di andare di passaggio, poi si accentra, va dietro porta da Luotti. Ballardin, la Ballardin poi cerca un dribbling, alla fine esce molto bene con un grandissimo gol e nel giro di 20 secondi il Tiene è avanti. Questo è un gran gol vedete, di Ballardin, la palla che resta lì, il rovescio, stavolta l'ha messa lui all'incrocio dei pali e dunque si muove il tabellone in pochissimo tempo. Sul time out di Giaroni, direi che veramente in un ame l'ha ribaltata. Tanto sulle altre piste il Trissino ha vinto 5-0 a Pico e si gioca poi domani con Reggio Scandiano, Valdagno Roller Bassano e Breganze Montecchio. L'unica partita del girone A questa sera è Seregno Tiene, e invece nel gruppo B hanno già giocato Sarzana Matera 7-6 e Salerno Follonica 3-1 col 7-6, anzi 6-6, 7-6 di Pistelli nell'ultimo minuto di gioco, e Sarzana che era sotto 6-4, anzi 6-3, 6-2 era sotto Sarzana e ha vinto 7-6 con 5 gol negli ultimi 10 minuti. E quindi si gioca anche Pumas SBV Viareggio. Situazione falli 3 contro il Seregno, 1 contro il Tiene. Punizione dal limite dell'area, chiede i 3 metri, anzi va fermi a spostare la barriera a 3. Conzato, Ballardin, Cirino fa il pressing alto, Conzato cerca di servire il nuovo, ne è entrato Zanini con un'evidente maschera sul volto. Piazza, poi Conzato legge molto bene questa pallina, va proprio da Zanini. Soltiene che manovra con Poli, scarica Zanini e Conzato. Adesso Tiene che fa possesso con questo quintetto nuovo per metà. Sono rimasti Poli e Ballardin, di quelli titolari. Tessarolo per Cirino che viene via a destra. Cirino a porta vuota, Piazza non riesce a infilare. Occasione colossale per il Seregno, nata ancora una volta dall'accelerazione di Cirino. Qui a un 3 contro 2 interviene Pulito. Cirino! Ancora Mati Cirino
sotto l'incrocio dei pali il Tiene si era scomposto, e Mati Cirino, che prima aveva fornito una pallina al volo a Fiazza è tornato, ha recuperato quella pallina persa. Mati Cirino è andato di là e con un gancio a velocità siderale, avete visto, sotto l'incrocio, sempre alla sinistra di Comin, l'ha battezzato 2 volte, e Seregno che torna meritatamente sul 2-2 qua da lontano. Bravo Zanini, ma sappiamo che è un giocatore dalle doti balistiche, dalla ottima tecnica, Zanini, classe 99. 12 minuti già, 2-2, due squadre che segnano un poco e subiscono un poco, è un classico. Le partite di solito possono, è sempre così. Ora Conzato che scivola e non riesce a fare possesso. Pasquale va di là, Tessarolo praticamente occhio perché deve intervenire Comini, nonostante fosse un 2 contro 3. Conzato, Cirino interviene al volo, Poli su una pallina vagante. Molto più reattivo il Tiene in certe molto reattivo il Tiene in certe situazioni. Ora Tessarolo prova ad andare di là, punta di velocità di Tessarolo, il dribbling però la lascia lì a Zanini, e questa volta è un 3 contro 2, campo aperto, il Tiene, la palla resta lì. Due squadre che sembra stiano giocando l'ultimo minuto di gioco, perché davvero lasciano degli svarioni davvero inconsueti per il modo di giocare di entrambe le squadre. Qui Fiazza leggero, porta vuota, e qua sbaglia questa volta Zalini, e magari anche la maschera, qua passaggio errato, qui è la sagra un po' di Ciapanò, come si dice da queste parti, tra Seregno e Tiene. Ora Tessarolo che ha Ballardin, Tessarolo cerca Fiazza che si era quasi sbarcato, qui va di schiena, però Tessarolo è bravo con Ballardini, 2 lottano regolarmente, e poi Tessarolo lascia la palla addosso al corpo di Ballardini che va di là, da solo Conzato di Mole, apre e poi chiude, i Gambali va con il guantone in spaccata, dietro porta adesso il Tiene con questa giocata nel breve di Poli. Ballardin, blocco alto di Conzato, non c'è superiorità, Conzato taglia alle spalle di Cirino, poi Zanini, si gioca praticamente sulla lunetta dei 6,75 della pallacanestro. Qua Poli e poi chiude Fiazza, rifinisce Pasquale che va di là, è un 1 contro 3, prova il piazzato, poteva prendersi anche il rebound, bravo Enea Pasquale a una mano. Va a cercare Tessarolo che arriva, è scoperto il Seregno, c'era Cirino laterale, quindi adesso Cirino dice giochiamo ragionato. Fiazza sale Ballardini, Conzato su Cirino, gran bordata di Cirino che fa passare la sfera tra le gambe di Ballardin. Comini è pronto, Zanini e Luotti che rientra in pista, quindi Luotti, Zanini, Poli e Conzato. È uscito Ballardini che è stato in pista quasi 15 minuti, 14 e mezzo, con un gran bel gol di Ballardini, che quindi Tiene ci va vicinissimo. Il gran bel gol era di Ballardini e l'azione era importante questa del Tiene con una pallina sotto porta. Bravo Luotti, fa tanto lavoro. Entra Luca Tremolada, adesso fa girare un po' la squadra anche Giaroni. Luca Tremolada a segno, se non ero nelle ultime 2 partite sicuramente a Scandiano l'altra sera, 2 gol per Luca Tremolada a Breganze e a Scandiano nell'1-1, che curiosamente 3 volte ha chiuso col punteggio di 1-1 il Seregno, con Scandiano andata e ritorno, e con il Modena sarà sabato poi la trasferta del Seregno, quella di Modena sabato prossimo, mentre il Tiene giocherà in casa con il Correggio il 1 marzo. Qui è bravissimo Fiazza, 1 contro tutti, poi cade, vola via la stecca di Luotti, Conzato dall'altra parte. Ora ancora Conzato,
gira dietro porta e tiene, ma poi c'è Pasquale che ha tutta la pista davanti a sé libera e va Conzato a chiudere. Pasquale colpisce inavvertitamente il capitano avversario. Fermi giustamente, non fischia fallo. E il time out questa volta è di Nicola Retis. Qui 2-2, partita divertente, vantaggio, un grandissimo gol di Mati Cirino dopo quasi 7 minuti, poi nel giro di 40 secondi Ballardini e Poli ribaltano il gioco e ancora Mati Cirino per il 2-2. Tra un po' vedremo sicuramente in pista anche Luca Vaghi, classe 2009, uno dei prospetti più interessanti in assoluto, non solo del Seregno ma tra quelli dell'annata 2009. Dunque punizione per il Tiene. Conzato e Pasquale con Cirino accoppiato con Luotti, mentre adesso è Rigo che è rientrato in pista. Rigo che questa volta si va a schiantare contro Pasquale, la diga formata da Pasquale e Luca Tremolada. Poi Mati Cirino, ancora Pasquale. Questa pallina dentro di Pasquale, il taglio Luotti, l'anticipo poi di Enea Pasquale su Rigo e ancora una pallina recuperata, è proprio il marchio di fabbrica della casa di Enea Pasquale. Classe 2004, ha avuto un grande impatto in questa Serie A2 del Seregno. Qua Cirino si accentra e arriva il gol! Ancora Mati Cirino, gancio, palla dentro ed è la tripletta di Mattias Cireo Diaz. Il gancio rientra e questa volta beffa Comin, come avete visto nel replay, e c'è di nuovo un cambio al comando di questa partita. È il gol di Mati Cirino in serata davvero, non dico di grazia, ma insomma ispirato particolarmente. Qua Rigo, ma lo mancina, avrebbe gioco facile d'uscita da dietro porta, si va da Luotti, poi si scontrano e resta per terra. Questo era anche fallo. Fermi, differentemente dal solito questa sera fischia poco, gli arbitri, soprattutto quando hanno un supervisore come Mottini in tribuna e magari anche un collega importante, perché c'è Simone Brambilla che è uno dei migliori arbitri italiani emergenti al tavolo. Spesso diciamo così, si sente anche il peso della responsabilità e magari si fischia anche un filo meno. Ricordiamo Fermi, lui che è figlio d'arte, il papà ha arbitrato anche una finale di Coppa del Mondo a inizio anni 2000. Gianni Fermi, scomparso veramente prematuramente, arbitro piacentino. Io lo ricordo perché anche da bambino, quando giocavo nell'Hockey Lodi, era spesso proprio Gianni Fermi che veniva, anzi quasi sempre Gianni Fermi che veniva a arbitrare le partite all'epoca dell'Hockey Club Lodi. 7-11 alla fine e Conzato, scadono i 45 nella concitazione di raccontarvi i ricordi di Gianni Fermi, il papà di Matteo. E sono scaduti i 45 offensivi del Tiene per la prima volta, mentre 2 volte è successo che il Seregno arrivasse di là, non che suonasse la sirena, ma arrivato proprio agli ultimi secondi lasciasse il possesso alla formazione di Tiene. Ora Fiazza, laterale di sinistra, dietro schiena, poi va a liberare Zanini, che secondo me la maschera gli condiziona molto anche proprio il modo di stare in campo. Mati Cirino! La deviazione, poi colpisce, credo, Fiazza sulla mano
Però attenti che si può anche fare male. Luotti, la palla alla deviazione, Pasquale resta lì e lancia Luca Tremolada che va contro Alberto Rigo, sfida tra colossi, a una mano Luca Tremolada come inchiude il palo. Migliorato molto Luca Tremolada, non si è messo a fare le sue finte di corpo, è molto bravo a slalomeggiare, anche se non è rapidissimo, ma ha le movenze, ed è migliorato tantissimo Luca Tremolada in questi anni, ma tanto sotto la cura di Luca Giaroni. Così come tutti i giocatori del Tieni del Seregno hanno alzato livello. Seregno, lo ricordiamo, classifica corta, ma la penultima di andata era al quarto posto da sola, una classifica dove, pensate un po', la salvezza potrebbe essere addirittura a quota 24-25 punti. Fino all'anno scorso, nelle ultime stagioni, è vero con una squadra in meno, però insomma al netto dei punti del Pico, che potrebbe anche perderle tutte da qua alla fine, con 15 punti si era salvi. Sostanzialmente scadono i 45, la terza volta il Seregno va lì, non se n'era accorto nessuno, penso neanche Dimone che non aveva ritmato col bastone. E vi dicevo come dei salvezze, negli ultimi anni a quota 15 punti si era salvi, invece quest'anno a 15 punti ci sono arrivate già tutte al giro d'andata, però, e questo è davvero un fattore di equilibrio e disequilibrio, perché nel girone B sono 9 squadre e non retrocede nessuna, quindi di là, diciamo, come si dice in gergo, si gioca in ciabatte, di qui per chi deve lottare per la salvezza. Nel girone A invece 2 squadre su 11 sono tantissime, è sempre stata una quella che insomma destinata a retrocedere, però qui davvero a 15 punti siamo alla fine, all'inizio del girone di ritorno, e ci sono più o meno tutte che hanno, sì è vero, 3 punti in più, che sono quelli del Pico. Tiene, che è una grande città di hockey, io la ricordo 92-93, quindi ormai 30 anni fa, la finale di Coppa Chess con il Novara, è altissimo livello, la squadra con Mendo, con Vanzo che fu lanciato anche da quel Tiene, che è la città anche di Meneghini, e io raramente faccio saluti nel corso delle mie telecronache, ma qui Paolo e Sabrina un saluto lo devo fare, è un'eccellenza mondiale i patti di Meneghini, noi vediamo sempre i Di Benedetto piuttosto che tanti altri argentini con i patti di Meneghini. Spesso questo sport così chiuso in se stesso, ma abbiamo delle eccellenze che sono frutte del lavoro di questi anni, che iniziò col nonno, col papà di Paolo Meneghini, con Paolo e poi Sabrina, insomma davvero una grandissima azienda italiana. Ora 5 alla fine, Luotti, Rigo, poi c'è ancora Luotti, prova il rovescio ma chiude Cirino, lo va a attaccare. Luotti si mette di spalle, c'è un blocco portato in attacco, ma poi in realtà attenzione che c'è la ripartenza portato dal numero 3 Stivanello, che è appena entrato, che è di gran lunga il più giovane. Attenzione a questa pallina di Luotti, palla gol del Tiene, palla spedita alta, e dicevo da parte di Paolo Stivanello, che è un classe 2007, ma ha un fisico già pazzesco. 25 aprile è nato, il giorno della liberazione, e farà 18 anni il 25 aprile Stivanello. Ora Pasquale dietro porta, poi è vero che ora attenzione, Pasquale si apre, trova il rovescio, ma c'è Zanini e c'è proprio Stivanello a chiudere. Conclusione di Tessarolo, scadono i 45 secondi perché la tocca Comin, ma va Zanini, c'è proprio il taglio di Stivanello, che per avere 18 anni è veramente 1,90 m. Ora si accentra Rigo, finta il tiro, poi scarica per Luotti, che lavora sempre qua a destra. Luotti gira dietro porta, c'è il raddoppio di Cirino e quindi deve tornare da Zanini, da fuori il tiro rasoterra con tranquillità, Dimone di posizione, Cirino si avventa, la pallina ha fatto esattamente 40 metri in diagonale nella diagonale opposta dell'angolo. Luca Tremolada parte da lontano, c'è Pasquale che invece va nell'angolo vertice alto dove c'è Riccardo Tessarolo,
la bordata in diagonale, la palla alta di poco e Seregno che ha una fiammata. Entra adesso Ballardini, Retis dà vita a una girandola di cambi. Ora ancora Rigo, bravo a cambiare, mettere dentro Luca Tremolada in tuffo, però è tutto regolare. Tessarolo ancora sul 1 contro 1. Zanini riparte, è un 3 contro 3. Zanini, Ballardin, dai e vai, bravo Ballardin a intuire, andare al volo in dai e vai, partita che ha avuto momenti davvero non positivi con tantissimi errori, ma poi a volte ci sono anche come in questo frangente situazioni molto interessanti. Zanini per Stivanello, dai e vai di facile lettura e questa volta Cirino va a recuperare la sfera, si propone Pasquale, c'è già Tessarolo che riceve, porta un blocco alto per l'ingresso laterale, cosa che non ha quasi mai fatto stasera Luca Vaghi, infatti non si va da lui. I blocchi di Luca Vaghi, attenzione ragazzo di 1,90 m. Ora Pasquale perde una pallina velenosa, però è bravo a crederci. 18 secondi alla fine azione offensiva, c'è il raddoppio di Ballardin, tra Ballardin e Stivanello, la palla la tiene Pasquale, con la ferma Pasquale, un fallo di squadra contro il Tiene, 4 contro il Seregno, partita finora diciamo intensa ma corretta. Mi veniva qua Zanini che chiama la pallina a Stivanello e va da Ballardin. Ballardin, blocco laterale, glielo chiama ad alta voce Riccardo Tessarolo, parla alla difesa del Seregno e può sembrare una cosa banale, invece no, qui c'era fallo di Tessarolo tutta la vita, ma lascia correre molto Matteo Fermi su queste palline su questi scontri in balaustra. Ora Luca Tremolada va di là, Luca Tremolada fa possesso, vedete, con il fisico molto bravo a far possesso, poi Pasquale sventaglia una volée, la palla colpisce la balaustra, troppa fretta da parte di Nea Pasquale di dar via questa pallina, non c'era proprio tutto questa necessità di andare a sventagliare dall'altra parte della pista. Ora Ballardin, ancora Ballardin, bravo a evitare proprio Pasquale e girare dietro porta, poi va da Zanini, ancora Zanini per Ballardin e Rigo, ancora Rigo e Zanini in uscita. Rigo, pallina che poi è imperecisa, Tessarolo va su Rigo e ancora Ballardin centrale, 10 secondi qualcosa meno alla fine dell'azione. Rigo deve tirare, incoccia in Stivanello che poi cerca un extra pass e rischio perché erano i 45 secondi, Mati Cirino ma l'aveva toccata Dimone, quindi erano da azzerare i 45 secondi. 8 secondi invece alla fine, questo primo tempo che è letteralmente volato via. Ora Rigo che può avere l'ultimo tiro, no, invece va da Stivanello. Ricordiamo che da questa stagione non vale più il fischio arbitrale ma il suono della sirena come ufficialità della fine di un periodo, che sia il primo, il secondo o un overtime. Se ne vanno i primi 25 minuti di gioco piacevolissimi, 3-2 per il Seregno, tripletta di un meraviglioso Mattias Cirino, di là il Tiene l'aveva ribaltata in 40 secondi con Ballardini e Poli, ma poi la squadra di Giaroni ha comunque giocato un ottimo primo tempo. Io da Paolo Verdi è tutto, ci risentiamo tra 8 minuti. Il coraggio di affrontare le sfide traccia la strada per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.
La passione rende unico ogni momento. Condividiamo le emozioni che solo lo sport ci regala. Le lacrime versate sotto la pioggia, la gioia di una notte indimenticabile. Stadi, città, persone, tutti protagonisti del gioco. Insieme camminiamo lungo le strade che abbiamo costruito e raccogliamo i frutti seminati nel nostro percorso. Responsabilità e determinazione ci migliorano, ma soltanto uniti contribuiremo a una migliore visione del mondo. Per vedere crescere i giovani talenti, per dare voce alla passione comune, per essere pronti a tendere una mano. Costruire insieme qualcosa di significativo è il motivo per cui scendiamo in campo. Perché lo sport è un terreno fertile dove far crescere qualcosa di importante, per fare davvero la differenza. Lasciamo il segno, insieme.
Bentornati dal Palazzo Maschini di Seregno per il secondo tempo di Seregno tiene 3-2 finora, sempre Paolo Virdi a raccontarvela. Manca Matteo Fermi, manca l'arbitro che non è ancora rientrato. Ci sono le squadre con Dimone, Fiazza, Cirino, autore di una tripletta, Luca Tremolada e Ricky Tessarolo. Dall'altra parte Poli, Capitan Conzato, Rigo, Luotti e Nicola Comin in porta. Qua, tanto adesso l'arbitro Fermi. E quindi va a controllare le reti all'inizio secondo tempo. Eh sì, perché hanno tirato. Fa un bel 40 metri in surplus. Matteo Fermi, che comunque ha arbitrato bene nel primo tempo. Nessun errore anche di valutazione e soprattutto ha mantenuto un metro arbitrale lineare e continuato per tutti e 25 minuti del primo tempo. Bravo Matteo Fermi in questo primo tempo. Poi per esperienza ho imparato che non devo fare troppi complimenti agli arbitri. Ora Fiazza, laterale di destra, sale male Poli, che poi prima commette fallo, poi prende una manata da Fiazza che se ne porta in giro un paio. Tessarolo troppo lezioso per Cirino, arriva Poli bene, bravo Cirino, doppio gancio, Mati Cirino sulla linea di metà pista a lavorare, Fiazza e Mati Cirino, tripletta davvero di autore con 3 gol molto belli. Il primo un capolavoro, quello di Mati Cirino Diaz. Ora Tessarolo, proprio Cirino, attenzione al colpo di Poli che ha picchiato contro Fiazza. Vediamo se Matteo Corbetta che sta al replay. Vediamo. Ah, la manata. No, non ho capito. Ha preso forse la spalla di Fiazza. Poli ha preso una botta. Infatti Mauro Fiazza va a scusarsi. Insomma, sinceramente, le condizioni dell'avversario. Si riparte 11 secondi per attaccare. No, si è giocato 5 secondi. Non aveva fischiato Fermi, giustamente. Erano 11. Aspettare che il countdown torni ad 11. Se a casa siete abituati a guardare la pallacanestro ai tavoli con uno switch veloce, mettono 11. Noi siamo un po' più ruspanti e quindi dobbiamo attendere che dai 45 ne trascorrano 34 di secondi, perché non era Fermi, non aveva messo il fischio. Sapete, quando si ferma il gioco, il giocatore a terra, poi è l'arbitro che deve fischiare la ripresa delle ostilità, come si dice generalmente nel calcio. 11 secondi ci sono e si può ripartire. Lentissimo l'inizio di questo secondo tempo. Fiazza la deviazione di Luca Tremolada, che oltre al fisico e all'abnegazione difensiva ha anche questi gesti tecnici, anche un gol di rapina a Scandiano. Adesso qui 5 secondi offensivi del Tiene che scadono e possesso gratuito ancora del Seregno in questi primi 55 secondi. Praticamente ha solo fatto possesso la formazione di Luca Giaroni. Riccardo Tessarolo lo attacca Poli, poi se ne va Tessarolo con una Veronica, ancora Tessarolo che poi arriva al momento dell'1-1, appoggia la mano su Conzato, commette il quinto fallo di squadra, uno solo commesso dal Tiene. Luotti, ancora Luotti, poi lo aggancia Fiazza ed è blu e Fiazza, e dunque Luotti a terra. Adesso rivediamo l'aggancio di Mauro Fiazza su Luotti e quindi la palla, la stecca colpisce il parastinco dell'avversario, che sicuramente va anche un po' di mestiere, come sempre avviene in tutte queste situazioni, nessuno escluso. E dunque un primo tempo in cui in realtà il Tiene non aveva ancora toccato palla e va dai 7,40 Ballardin. Filippo Ballardin, 11 gol per lui quest'anno,
4 su 12, 25% in stagione tra Coppa Italia e campionato, che diventano 20% in campionato, 1 su 5. Ora power play del Tiene, Luotti e Conzato, triangolo difensivo del Seregno, Pasquale, Tremolada e Cirino. Conzato per Luotti, ancora Conzato, la palla che se ne va di là, rischia di perdere i 5 secondi e lo fa. Seregno che dunque avrà un possesso gratuito in zona offensiva, addirittura dietro la porta di Nicola Comin, quindi errori che poi si pagano quando si arriva. Adesso gioca con Comin, Cirino che può fare possesso nell'angolo. Poi non c'è il raddoppio di Conzato che aspetta, attenzione perché Cirino può anche andare a tirare, alla fine Luotti interviene, ma il Seregno ha così guadagnato una ventina di secondi. La palla dentro di Mone, nel traffico Mone chiude la diga, gambe aperte, anche un mezzo infortunato perché ha una forte ematoma all'interno della coscia sinistra, dell'inguine sinistro, però lavora sul dolore. Insomma, Seregno ha anche un ottimo fisioterapista che sistema i giocatori. Ora Conzato e poi centrale Ballardin per Luotti. La Ballardin potrebbe tirare, c'è una deviazione, Luotti, Dimone gira dietro porta, gira di prima male per Ballardin che deve andare a recuperare la pallina. E poi ancora Conzato, Ballardin, Conzato, Dimone, non si ferma sul rebound e arriva il gol del 3-3. Questo è un grave errore della difesa seregnese, che da quella parte è impossibile fare gol, basta chiudere il muro. La conclusione sul rebound e poi si sposta, e qua errore di Dimone, e infatti Luca Tremolada va da lui perché era sufficiente stare fermo per Dimone, che subisce un gol, insomma non da lui, perché è raro vedere l'errore di Dimone. Qui Pasquale sbaglia tutto, attenzione, Conzato, porta vuota, e in 10 secondi dal 3-2 si va al 4-3 per il Tiene. Clamoroso come da un blu di una partita in cui il Seregno era quasi in possesso, non ci ha capito nulla. In 10 secondi un errore del portiere, una palla stupidissima persa dal Seregno, e il Tiene che è avanti 4-3 probabilmente senza neanche accorgersene, come accade in queste situazioni, in meno di 3 minuti. La ribalta, qui non c'è mai stato un possesso unico, sempre avanti Seregno, avanti il Tiene 2-1, dobbiamo il Seregno 3-2 e di nuovo il controsorpasso del Tiene. Nove secondi tra il gol di Conzato e quello di Ballardin. Guardate qua Dimone, poi una papera perché la palla gli resta lì, lui si sposta, resta sulla stecca dell'avversario. Qui pallina veramente banalissima, addirittura 2 contro 0. Non ho mai visto subire un gol così in questa stagione al Seregno. Beh, è lunghissima la partita, mancano 22-16. Ora Cirino scende e fa partire un gran dritto, palla alta. Giustamente Fermi fa battere dal punto in cui è stato scagliato il tiro, come da regolamento. Poi Conzato qui, poi lascia lì la palla a Poli che la recupera. C'è Cirino, qui c'era fallo netto su Pasquale, un fallo di squadra che Fermi non ha ravvisato, proprio evidente. È vero che ha lasciato correre, ma in questo caso si usa lo strumento del fallo di squadra quando è evidente un'infrazione, si lascia correre per il vantaggio, ma poi c'è appunto l'utilizzo del fallo di squadra, si può segnalare anche se non viene fischiato. E poi alla fine dell'azione il gol di Matteo Cirino, il 44, ne fa 4 questa sera.
con un alza e schiaccia la dietro porta e siamo già sul 4-4. Mattia Cirino, accelerazione dietro porta, dorme la difesa del Tiene, qui davvero dormita collettiva della formazione di Retis. Cirino, attenzione alla punta di velocità, Cirino, perché poi quando è in gas è anche difficile fermarlo. Mattias Cirino, qui ci riesce molto bene Luotti, poi Cirino rientra, qui Luotti fallosamente su Cirino, questa volta fermi, fischia il secondo fallo di squadra, bravo Cirino a crederci. E qui Luotti a concedere uno spazio tra sé e la balaustra di fondo, consentendo proprio l'inserimento dell'argentino, qua palla di difficilmente addomesticabile, e ora Tessarolo, c'è Poli che lo aggancia, gli ruba molto bene la pallina, dice non c'è niente, secondo me era più fallo questo che prima. Luca Tremolada per Cirino, c'è Tessarolo che prova ad andare in fascia, c'è il fallo fischiato a Luca Tremolada per un blocco in movimento, attenzione perché non riesce a tirare Poli, bravo Pasquale, glielo impedisce con un ottimo intervento difensivo, poi Poli che ha la pallina sulla stecca, ma è Luca Tremolada, c'è il taglio di Pasquale che viene servito proprio da Luca Tremolada, due difensori che vanno a giocare, e qui però può ripartire il Tiene che ha una gran pallina con Ballardin, Dimone allunga il pattino destro e recupera Luca Tremolada, e la palla è fuori di un niente. Luca Tremolada con le finte che vi stavo raccontando prima aveva messo fuori spazio, fuori tempo la difesa vicentina, e qui c'è un fallo di Marco Tremolada che aggancia l'avversario, attenzione, Marco Tremolada entra e prende un warning commettendo anche un fallo da rigore, però io credo che forse era in area l'avversario, sì, rivediamo Matteo per favore. Vediamo Marco Tremolada, sì, è entrato in area, quindi è nettamente rigore, bravo Matteo, fermi a fischiare. Dai 5,40 di rovescio va Pietro Luotti, il classe 97, in questa stagione ha tirato un solo rigore fallendolo. E qui fallisce, quindi 0-2 la parata di Dimone. Qua Pasquale, tiro diretto e un penalty parati da Dimone, è un portiere ottimo, davvero ottimo per la categoria, come lo è anche Leonardo Reggio, coppia di portieri del Seregno, probabilmente la coppia, una tra le migliori insieme a vecchi raveggi dello Scandiano. Qua va centralmente Marco Tremolada, tutto a una mano, fa tutto bene, poi Ballardin va di là, punta un cliente, difficilissimo da saltare, come Enea Pasquale che di posizione mette la punta della stecca e ribatte, ora Conzato da sinistra, gira dietro porta, c'è Fiazza che lo aggancia, vediamo, non fischia fermi, qui o è fallo o è simulazione, non è che ci sia niente di diverso, punta dentro una gran pallina Zanini, Dimone con un grande senso del tempo a intervenire e a smanacciare 4-4 tra Seregno e Tiene, Conzato, Zanini e Ballardin. Ancora Zanini contro la stecca di Fiazza, mette in mezzo questa pallina, deviazione, palla alta, sì, perché cambio, adesso rientra Mati Cirino, Pasquale, Fiazza, Cirino e Marco Tremolada, dall'altra parte Luotti e Zanini con Ballardin e Conzato. Palla dietro porta, Ballardin è face to face con Marco Tremolada e quindi non vede la pallina che avrebbe potuto tranquillamente recuperare nell'angolo, però adesso punta di velocità di Ballardin, attenzione dentro questa gran pallina per Luotti che la alza troppo e la sfera finisce alta, ha avuto una ottima occasione nata dalla superiorità creata dalla punta di velocità di Ballardin, anche lui bravo nelle accelerazioni. Ora Mati Cirino, doppia finta, lo fa sdraiare, attenzione a Cirino, se ne va Cirino e poi Conzato con il fisico e Zanini va ancora da Luotti, c'è Marco Tremolada su di lui.
Ora arriva proprio Cirino in raddoppio sull'intervento in chiusura di Marco Tremolada. Fiazza, poi Zanini recupera la pallina, Fiazza ancora gliela tocca 2 volte nella stessa azione, poi gli tocca anche una terza volta la pallina. Direi decisamente Fiazza un avversario impossibile da saltare per Zanini. Ora Ballardin lascia lì la sfera e la recupera proprio Mauro Fiazza, giocatore nato e cresciuto nei giovanili amatori Lodi al secondo anno qui a Seregno. Fiazza che prova a mettere troppa pallina, questa volta è Conzato che la recupera, il capitano del Tiene ha un rovescio, rasoterra, poi il rebound sul quale interviene Luotti. Dimone questa volta è bravo. Cirino, vediamo se prova ancora una punta di velocità, poi va a giocare con Marco Tremolada e Mauro Fiazza. 17:20 è lunghissimo, a 4-4 di una bella partita tra Seregno e Tiene. Marco Tremolada, Zanini arriva con decisione nella parte difensiva che costringe, poi Marco Tremolada un brutto passaggio per Fiazza, ma poi ancora Fiazza, recuperare ancora la pallina, attenzione c'è Marco Tremolada in mezzo all'area, Fiazza prova un rovescio a una mano, veramente elevata la qualità di Fiazza. Pasquale che però non tira, avendo l'avversario che gli veniva contro saggiamente. Nea Pasquale esce Conzato, entra Rigo per il Tiene. 16:40 alla fine di questo match, 4-4 al Palazzo Maschini. Grande alternanza di risultati e Tiene che per 2 occasioni, quando si è dato il 2-1 dal pareggio al 2-1 e dal 3-3 al 4-3, ha impiegato veramente sempre 2 gol in pochi secondi, ma il Seregno mentalmente ha dimostrato anche qui la sua crescita, sapendo reagire a 2 colpi davvero da knockout. Ora Zanini, ancora Zanini per Ballardin, c'è il cambio difensivo, arriva Fiazza che chiude con la stecca parallela al parquet, fuori per Rigo, c'è Pasquale che lo affronta, ancora Pasquale, questa palla dentro con il gambale, interviene Dimone che poi chiede a Fermi di poter pulire la maschera al prossimo stop. Ancora Fiazza, c'è Ballardin su di lui, Fiazza, gran pallina, Marco Tremolada a una mano, non riesce a liberarsi di Zanini, ottima la sua posizione difensiva. Ora Pasquale finta di andare in centro, non sfrutta il blocco di Cirino, c'è una stecca alta e dunque il gioco si ferma e Dimone può andare da Maurizio Molteni Bistecca a pulire la sua visiera. Eccolo qua il nostro Mauro Tettamanzi che va a inquadrare sulla sinistra Maurizio Bistecca. Tanti lo conoscono, i più vecchi lo conoscono, ora imparato dal medico c'è un cambio, io devo chiedere scusa, le maglie sono uguali e in porta io ho detto Dimone, in porta c'è Leonardo Reggio. Chiedo scusa, non mi ero accorto del cambio, d'altronde è impossibile con i casco uguale, gambali uguali e pettorina, quindi dopo 10 minuti, questo è l'errore classico del telecronista, non accorgersi del cambio di portiere. Quindi Dimone in panchina, Leonardo Reggio è in pista. Me ne vergogno immensamente per questo svarione poi del mio portiere, ma credo che non se ne sia accorto veramente nessuno del palazzetto. E quindi c'è Reggio tra i pali. Chiedo scusa innanzitutto a Leonardo Reggio e poi a tutti gli ascoltatori. Ora Zanini contro Cirino, meno male che me ne sono accorto a un quarto d'ora dalla fine. Ora Rigo, poi questo gran conclusione, bravo Reggio che anche lui scuola Lodi. Pasquale salta Zanini, Pasquale, gran pallina per Fiazza, poi Comì col guantone, Tremolada non riesce a recuperare, adesso a una mano Ballardin, va di là, recupera la pallina Fiazza, c'è Cirino, Fiazza al palo e poi Marco Tremolada, l'occasione più colossale del match. Cirino recupera sfera, attenzione perché è un buon momento del Seregno, la palla è lì, il palo di
Fiazza, ancora una fase difensiva ottima da parte di Pasquale, la coppia Fiazza-Pasquale a livello difensivo. Il palo al 16esimo. Luotti, Balardin centralmente. Ricordiamo, il Serenio ha giocato mercoledì a Scandiano pareggiando 1-1. Il Tiene giocherà mercoledì invece con l'Amatori Modena la semifinale di Coppa Italia per accedere poi alle finali di Trissino del 15 e 16 di marzo. Qua Balardin bravissimo, poi gioca con la sponda, mette in mezzo una gran pallina ma non ci arriva Luotti e arriva Pasquale. Ora Cirino e poi Luca Tremolada. Il rovescio troppo scolastico da parte di ora qua Marco Tremolada da parte di Pasquale, che quest'anno già ha segnato più volte. Qui sotto gamba di Marco Tremolada, Zanini non lo molla un centimetro e poi la lascia lì Marco Tremolada. Zanini che va dall'altra parte, Marco Tremolada riesce a non commettere fallo in fase difensiva, ha anche un warning, quindi da stare attenti. 2 i falli di squadra contro il Tiene, 6 contro il Seregno. Luotti dietro porta, c'è Cirino, qui c'è tutta la porta vuota, Reggio si sbaglia sull'intervento e qua Marco Tremolada con un gancio veramente troppo pretenzioso. Poi Pasquale dal nulla, Pasquale, Marco Tremolada è solo, il gancio Comin quasi sotto le gambe ma con il cosciale riesce a recuperarlo, poi Reggio e poi salva Luca Tremolada in campo aperto. Occasioni 2 contro 1. Ora le due partite, le due squadre sono veramente così senza la paura di perdere, quindi con la voglia di vincere questa partita, ma tante situazioni in cui ci si scopre un po' troppo. Ora Rigo cerca un numero davanti a Pasquale, far saltare la pallina è la cosa più sbagliata che un giocatore di questa categoria possa fare, e ve lo posso dire anche tanti di Serie 1, secondo me se entrano così a Pasquale proprio non gliela fanno. Un giocatore dall'ottima tecnica, io sono convinto che è un atleta classe 2004 che può tranquillamente giocare anche della massima categoria. Ora Tessarolo, c'è Tessarolo, un blocco proprio di Pasquale, il rovescio centrale, poi Comin. 11 e 14 alla fine. Rigo, poi Zanini. Luotti per Balardin, cerca una linea di passaggio corretta. Qua Rigo salta Pasquale ma deve riprendere la sfera dalla balausta di fondo pista. Zanini, Luca Tremolada davanti a sé, Zanini poi scivola da solo e quindi tocca anche la pallina col ginocchio per terra. Il time out è di Retis e dunque 10 e 42 entra Fiazza al posto di Pasquale.
Fiazza, si fa tutta la pista, poi recupera la pallina. Comin che riesce con la manona sinistra a ribattere. Ora Poli centralmente, Reggio con la punta del gambale. Poi Tessarolo. Arriva Fiazza che sta giocando veramente una gran partita. Qui è bravo Rigo in allungo, utilizzando il fisico. Qui Tessarolo e Zanini. Qui Tessarolo affonda Zanini. Settimo fallo di squadra, 10-10 dalla fine. 2 soli contro il Tiene. Ora ancora il Tiene, laterale di sinistra con Zanini. C'è Luca Tremolada su di lui. E Conzato centrale con rovescio da lontano. Tessarolo va a lottare con Poli. Poi Poli fa protezione di pallina. Poli, la palla resta lì, si sdraia, Dimone libera tutto Tessarolo. Ancora Zanini. Ora adesso stanno venendo tutti dal telecronista a dire guarda che c'è in porta Reggio, ma l'ho scoperto da solo al 10° minuto. Ringrazio Bistecca che me lo dice. Da casa potete smettere di avvisare tutti i miei dirigenti, lo so, c'è in porta Leonardo Reggio. Ora c'è Conzato. Poi chiederò alla presidentessa di comprare 2 maglie differenti per i portieri, una gialla e una verde, una blu e una rossa, così almeno riuscirò anch'io a distinguerlo. Ora il Tiene pericolosissimo con Zanini, mettiamola sul ridere, che non c'è un piano B. Rigo, quando fai queste gaffe, Tremolada, poi al volo, Poli, ma Cirino attaccato a sé e quindi non riesce a concludere. Ora c'è per terra qualcosa. Una pallina da tennis che è caduta dal soffitto, mentre ora Tremolada che fa protezione di palla, si aiuta col Tessarolo, c'è un taglio di Fiazza ma la palla è per Cirino. Ancora Cirino centrale in mezzo a 3, poi fa passare la sfera e riesce a passare anche lui, poi la tocca forse con un ginocchio per terra, ma comunque Rigo recupera sfera. Tante palline recuperate dal numero 9 del Tiene. Qua c'è Zanini, passaggio sbagliato di misura per Poli. Ancora Zanini, va da Rigo, ancora Rigo dentro sul secondo palo. Poli non ci arriva, poi ferma questa pallina. Poli interviene Luca Tremolada e poi Cirino che addomestica una sfera velenosa dalle parti di Leonardo Reggio. Ora Fiazza, c'è un blocco fallosissimo da parte di Conzato. Il fischio di fermi arriva tardi, ma arriva. Il terzo fallo del Tiene a 7:45 e 3 metri. Vediamo che c'è Cirino e Fiazza, ma da lì tanto non c'è un tiratore. Arriva il tiro ed è di Fiazza ed è anche pericoloso. La palla a lato, poi Conzato porta a blocco Poli che taglia, bravo Tessarolo a stare con lui e infatti ad anticiparlo. Ottima azione difensiva di Riccardo Tessarolo. Qua il gancio di Fiazza che se ne va. Fiazza accompagnato, chiama l'intervento Comine, poi recupera la sfera. Bravo Mauro Fiazza, davvero grande intervento qui. Cirino prova la tenuta dei gambali di Comin. Ancora Mati Cirino, vertice alto di sinistra, taglia Tessarolo da una linea di passaggio. Tremolada, capitano contro capitano. Fiazza porta al blocco, poi Tremolada che arriva centralmente. C'è il taglio di Cirino che poi va quasi a prendersi la pallina. Attenzione perché Poli ha una punta di velocità, va da Conzato, da Ievai, la palla che taglia tutta l'area e poi finisce sulla stecca di quello più veloce, ovvero Mati Cirino. La palla è lì, libera il Tiene che può andare, ma
riemerge Luca Tremolada, qua la Veronica con una palla in mezzo di Zanini, magnifica, poi Rigo, ottima azione del Tiene, bravo Zanini a fine corsa a scaricare su un eventuale rimorchio che però non arriva, ma chiude comunque la difesa del Seregno. Rientra Nia Pasquale che si scontra con Fiazza ed è un possesso gratuito da parte del Tiene, che non deve sudare troppo per tornare in possesso. È rientrato Luotti, c'è Conzato, ancora Conzato con Poli, Luotti e Zanini, fuori Ballardini. Qui il tiro di Luotti, ancora la stecca di un immenso Mauro Fiazza, fase difensiva anche in fase offensiva. Occhio, attenzione a Zanini, questa palla che Poli non prova con una conclusione al volo, è difficilissima da lì tirare battuto. Anche quell'azione di Marco Tremolada al testa a testa con Comin, che è l'occasione più colossale di questo secondo tempo, di questa seconda parte della ripresa, oltre al palo di Fiazza, sono date proprio dalle azioni del numero 3 seregnese, al secondo anno a Seregno. Qui Tessarolo, laterale di destra, Riccardo Tessarolo gira dietro la porta di Comin, poi lotta con la pallina che resta lì, poi si allacciano Tessarolo e Conzato, fallo di squadra che viene segnalato, e poi Cirino che però sfrutta la caduta di Poli sulla pallina, e dunque il fallo di squadra è l'8° per il Seregno, e deve stare attento perché ne ha ancora uno prima della famosa spada di Damocle del 9° fallo. Cirino, io credo infatti ci sarà un tema di Giaroni proprio per dire ai propri giocatori di giocare con testa. Ora dietro porta, bravo Fiazza a sfruttare la balaustra per andare da Tessarolo, che poi ne salta 2. Tessarolo arriva Luotti centrale a chiudere e ne nasce un 3 contro 2. Luotti che però ha davanti Cirino e non riesce, anzi non ha avuto proprio la velocità necessaria per provare un passaggio in mezzo in questo 3 contro 2 mal gestito, perché era un'ottima occasione questa del Tiene. Ancora Luotti sempre da destra. Al primo tempo era qui sempre sotto di noi, adesso gioca dall'altra parte e trova questa gran pallina per Conzato, però è una sfera lenta. Occhio al gol! Una papera difensiva del Seregno e il Tiene avanti 5-4. Conzato aveva fatto un gol in tutta la 2, ne ha fatti 2 stasera. Il Tiene avanti 5-4 su una clamorosa papera difensiva del Seregno, che lascia lì una pallina sanguinosa. Questa sera gli errori del Seregno hanno veramente consentito al Tiene di essere avanti. 4-12 alla fine, Seregno che non meriterebbe assolutamente la sconfitta. Diciamo che ho appena sentito dire dal mister che hanno preso solo gol brutti, diciamo così. Incredibile, una palla regalata qua a porta vuota a 4 minuti dalla fine. Qui tutta, diciamo, la insomma così scarsa attitudine di alcuni ragazzi che hanno un decimo dell'esperienza dei propri avversari, si è vista in questo frangente, e quindi Tiene che adesso è avanti 5-4. Una partita importantissima che insomma l'abbiamo detto anche all'inizio, il Tiene occupa una posizione che non è la sua, quella del penultimo posto in classifica.
Ora Cirino risalta a tutti, arriva in porta e poi Comin deve intervenire. Ora Fiazza, Comin, deviazione, può andare di là, però Poli scivola e la palla resta lì con il tocco col ginocchio per terra da parte di Poli, e dunque a 3:48 possesso offensivo del Seregno. Adesso Fiazza dietro, poi Tessarolo spinto da Poli, mantiene il possesso della sfera, ancora Tessarolo, mette in mezzo la pallina, bravo qui Ballardin ad anticipare Cirino a 2 passi dalla porta. Qua ora Luotti, 3,5, poco meno alla fine. Qui Fiazza, e Luotti aggancia Fiazza. Clamoroso errore di Luotti che aggancia Enea Pasquale. L'intervento di Pasquale era perfetto come tutti gli interventi difensivi di questa sera. Luotti ha lasciato lì la stecca nel classico dei falli più inutili e avanti 5-4, 3 dalla fine. Qui aggancia Enea Pasquale blu. Va Mati Cirino dai 7,40 contro Nicola Comin e ha già fatti 4 questa sera il 44 seregnese, e dunque va Mattias Cirino contro Comin. Vediamo qui il gancio, Cimino, e arriva il quinto gol di Mattias Cirino che vale il 5-5. Stavo guardando la statistica dei tiri diretti che diceva 0 su 2, adesso 1 su 3, 33%. Questo è un gran gol di Mattias, ha fatto solo gol belli Mattias Cirino questa sera. Non è che se l'MVP è già stato assegnato, comunque va da questa partita. Ne ha fatti 5 Mattias Cirino. 180 secondi, anzi 190 secondi alla fine di questo primo tempo. L'errore di Luotti, insomma, è stato davvero punito. Quella stecca lasciata lì. Qua una palla alta che però non viene fischiata. Cirino può far possesso e va di là. Fermi ha fischiato tutte le palle alte tranne questa. Strano. Poi Cirino per Pasquale che stoppa, tira Comin e la palla arriva praticamente in postazione. 5-5, due squadre che subiscono 2 gol a partita, 3 a partita ne segnano 2. E invece qui si trovano Seregno mai aveva segnato 5 gol. Togliamo il picco, io quando parlo sempre al netto delle partite col picco. Pasquale cerca il passaggio e lascia lì la pallina, e poi sono passati 5 secondi ma da tanto tempo, e però Fiazza va a sporcare un'altra pallina a Poli. Attenzione, Zanini adesso non ha più time out Giaroni per parlare con i suoi. Va Ballardin contro Cirino, davvero in gas il 44 per Cirino, la palla è lì, Zanini, palla fuori. Quota 16 gol in campionato, ne aveva segnati 11 finora. Ora Fiazza cerca la linea di passaggio per Tessarolo. Gli ultimi 2 minuti di partita, 120 secondi alla fine. Fiazza, il rovescio, la palla è alta e torna in possesso Zanini. Conzato. Ora Pasquale con il pattino ferma l'azione del Tiene. Ancora Poli dietro porta. Poli per Zanini, attenzione dietro porta, Zanini dentro questa pallina per Ballardin, poi Conzato dentro questa sfera che però la tocca, attenzione al Tiene, fa protezione in area Poli, poi Tessarolo la ruba e va 1 contro 3. Tessarolo, Comin
deve toglierla dall'incrocio. Riccardo Tessarolo, ultimo minuto che inizia adesso. Poli con la solita dose di velocità, Ballardin crea superiorità, poi Reggio chiude il palo e Mati Cirino tiene la sfera e riparte. Poi la perde il Seregno, ma la recupera Pasquale. Tessarolo va da Fiazza, passaggio di Tessarolo, ma insomma la stanchezza anche per una squadra che ha giocato con soli 2 cambi. Ora qui Conzato, 30 secondi alla fine, può andare fino al termine, il Tiene volendo. È difficilissimo nell'hockey andare fino al termine, anche mantenere un possesso per una quarantina di secondi. In realtà ne mancano 16 adesso. Zanini può comunque andare veramente all'ultimo tiro, il Tiene, che viene raddoppiato da Tessarolo e Pasquale. Attenzione, fallo di squadra, rischio a 7 secondi dalla fine. Qua Mati Cirino, attenzione che prova ad andarsene. Cirino poi la lascia lì, sta per combinare un pasticcio, ma finisce la partita quasi per fortuna del Seregno e finisce 5-5. È il 6º pareggio stagionale del Tiene, che dunque in stagione non riesce a battere il Seregno. 3-2 per il Seregno a Tiene e 5-5 questa sera. Tiene che rimane penultimo, quota 11, Seregno che arriva a quota 14, aggancia l'Amatori Modena, ma insomma a 17 6 quarto, a 13 praticamente sei quasi retrocesso. Insomma non è una classifica cortissima, davvero cortissima. Solo che adesso anche il Tiene nello scontro diretto contro il Seregno ha uno svantaggio, quindi a parità di punti il Seregno, come se avesse una partita in più rispetto al Tiene. Partita molto bella, 5-5, un MVP solo Mattias Cirino, che ha segnato 5 reti. Davvero impressionante la prestazione della classe 2004. Prima ha aperto con una gran bordata, ha chiuso con un tiro diretto di altissima qualità, ma gli highlights io so che la nostra Chiara Alberio ve li proporrà sui social, Instagram e Facebook. Bella partita, 5-5, andiamo a vedere un po' così, replicare così i marcatori. Cirino, dicevo, il vantaggio, poi Ballardini e Poli nel giro di 40 secondi. Riporta avanti il Tiene, Seregno che invece la ribatta ancora con Cirino sul 3-2, poi 3-3 di Conzato, 4-3 di Ballardini in 9 secondi, Cirino il 4-4, poi arriva il gol ancora di Conzato, blu per Luotti e tiro diretto di Mattias Cirino che definisce la partita sul 5-5. Nessuna delle squadre avrebbe meritato di perdere questa sera. Certo, per il Tiene resta comunque fermo quota 12, ma avrà la possibilità mercoledì di andare addirittura a giocare una semifinale di Coppa Italia, e poi comunque arriverà, giocherà in casa col Correggio il 1° marzo e andrà a Pico l'8 di marzo, quindi avrà possibilità di fare insomma i 3 punti che bene o male tutte stanno facendo contro il Pico, fermo ancora a quota 0 punti nel bellissimo palazzetto di Mirandola, uno dei più belli, col parquet forse più bello di tutti tra A1 e A2. Io direi che è tutto, da Paolo Virdi un saluto, noi ci risentiamo alla prossima del Seregno, che adesso vi andrò a dire quando sarà in casa, ovvero l'8 marzo per la partita con il Roller Bassano. Poi insomma in casa ne abbiamo ancora solamente 3 purtroppo. Da Paolo Virdi è tutto, buonanotte.